Signori colleghi, Italia dei Valori vi chiede di approvare una mozione che impegna il Governo a costituirsi parte civile nell'udienza preliminare del prossimo 29 ottobre che si terrà a Palermo in relazione a un processo delicatissimo che viene comunemente chiamato trattativa Stato-mafia. Ringrazio innanzitutto il Governo per aver fatto chiarezza dicendo che ha ricevuto la notifica di questi atti, anche perché, come lei avrà visto, signor Ministro, tutte le altre mozioni partono da un dato di fatto, che l'hanno saputo da notizie di stampa, altrimenti non avrebbero saputo niente. Vorrei segnalare però che il sottosegretario di Stato alla Presidente del Consiglio Malaschini, il 17 settembre del 2012, aveva già detto di essere a conoscenza come Governo che il 29 ottobre si teneva l'udienza preliminare. Quindi diciamo subito, signor Ministro, che non è giusto quel che lei dice che l'ha saputo solo adesso, l'ha saputo esattamente quantomeno dal 17 settembre, perché il 17 settembre ne ha dato atto il sottosegretario alla Presidenza. Ciò premesso, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una trattativa fra uomini della mafia e uomini delle istituzioni, non di una presunta trattativa, signor Ministro, perché lei oggi ha detto ancora una cosa che io reputo gravissima. Lei ha detto che deve valutare le carte per avere tutti gli elementi e quindi decidere se costituirsi o no parte civile. Lei vuol dire che ad oggi non sa se il Governo sia parte lesa o no, perché non sa ancora se costituirsi parte civile. Ebbene, signor Ministro, io le ricordo che dell'esistenza giuridicamente accertata di una trattativa fra Stato e mafia si ha già certezza dal 1998, quando la Corte di Assise di Firenze certificò, e recito testualmente cosa disse in quella sentenza ormai passata in giudicato, che ciò che è avvenuto ha tutte le caratteristiche di una trattativa e l'effetto sui capi mafiosi fu quello di convincerli definitivamente che la strage era idonea a portare vantaggio all'organizzazione. Ha aggiunto poi nel 98 la Corte di Assise di Firenze che tutto ciò sia avvenuto al prezzo di sostanziali concessioni ai mafiosi ed ha aggiunto infine che questa eventualità fa rabbrividire ogni persona avveduta, ma questo giudizio concerne, per quanto riguarda la trattativa, le persone che sono di qua da un ipotetico contratto illecito, cioè i mafiosi. Quelli che sono di là, cioè le istituzioni, deve decidere un altro processo. Allora vorrei ricordare che in italiano, io che non conosco bene l'italiano, ma in italiano trattativa vuol dire che ci sono almeno due parti, uno di qua e uno di là. La trattativa è già stata certificata con sentenza penale passata in giudicato, è già stato accertato che trattativa ci fu e che di là c'erano personaggi mafiosi del calibro di Totorina e quant'altri, e di qua si sta decidendo chi può aver commesso questa trattativa. Quindi, signor Ministro, nel momento in cui lei ci viene a dire oggi che deve valutare le carte, lei fa rabbrividire lo Stato di diritto, perché lei dal 98 a conoscenza di queste carte e nel momento in cui assume che il Governo, lo Stato italiano, il popolo italiano non si deve sentire parte lesa di una trattativa accertata, lei offende la Costituzione e gli italiani, e questo Parlamento oggi si assume una responsabilità gravissima di offendere il ruolo e la ragione per cui sta qua a rappresentare gli italiani. Ciò detto, ricordo a me stesso che si può costituire parte civile tutti coloro che si sentono parte lesa, e io credo che in questo momento il popolo italiano, lo Stato italiano, il governo italiano, come anche la Regione Sicilia, come il Comune di Palermo, che ci hanno dichiarato di costituirsi parte civile, si debbano sentire parte lesa. E il fatto che questo Parlamento dovesse votare nel senso che non si sente parte lesa dopo che una trattativa è già stata accertata è un fatto che ne mina le ragioni stesse dell'esistenza di questo Parlamento. Vorrei ricordare, signor Ministro, che ai sensi dell'articolo 79 del Codice di procedura penale la costituzione di parte civile avviene all'udienza preliminare o al massimo all'inizio del dibattimento, alle fasi preliminari al dibattimento.
Quindi nella logica conseguenza, quando il legislatore ha consegnato la possibilità alle parti, alla parte offesa, di costituirsi parte civile già all'udienza preliminare, l'ha fatto per una ragione ben precisa, perché la parte offesa sa di essere stata lesa, non sa chi è l'assassino, ma sa di aver ricevuto una coltellata al cuore, lo Stato lo sa di aver ricevuto una coltellata al cuore e ha interesse a partecipare all'udienza preliminare per far sentire le sue ragioni, per presentare memorie, per presentare istanza, per leggere le carte, per contraddire le difese degli imputati. Sì. Allora il fatto che il governo non vuole essere presente in quell'udienza preliminare la dice lunga sull'indifferenza, sull'essere Ponzio Pilato rispetto a tutto questo. E non c'è niente di peggio per la morte della democrazia che essere Ponzio Pilato, non assumere decisioni e dire non lo so io se sono parte lesa, se lo decideranno i giudici sono parte lesa. La parte lesa è già stata accertata giudizialmente, signori, e quindi in questo senso noi chiediamo al Parlamento di impegnare il Governo a costituirsi da subito, a far sentire le sue ragioni in relazione a ciò che è già documentalmente accertato. Quanto poi a come il Governo si è difeso, non solo lei Ministro, ma anche chi l'ha proceduta, ha detto che deve conoscere le ragioni per cui si sente parte lesa, ha detto il sottosegretario Malaschini. Ma le ragioni sono evidenti, nel momento in cui c'è una trattativa Stato-mafia, nel momento in cui persone dello Stato si fanno ammazzare ed altro vendono l'anima al diavolo, non si può non sentire parte lesa, è questa la ragione di cui al codice di procedura penale che prevede appunto di esplicare le ragioni. La verità è molto semplice, la verità è che siccome tra le persone delle istituzioni ci sono persone politiche, vicine ad esponenti politici di questo Parlamento non vuole assumersi la responsabilità, rispetto a queste persone di costituirsi parte civile. Questa non è solo ambiguità, questo è favoreggiamento. Questa è un'attività che non possiamo consentire, signori del Governo. Ecco perché io rinnovo in modo accorato la necessità di assumere una responsabilità a questo Parlamento rispetto alla incapacità del Governo di assumersi le proprie responsabilità. Per quanto riguarda poi le altre mozioni, io dico subito, le altre mozioni, come avete visto, è avvenuta qualche trattativa perché all'ultimo minuto sono state cambiate tutte e tutte quante nella parte dispositiva dicono la stessa cosa, dicono di impegnare l'Avvocatura dello Stato affinché compiano tutti gli atti istruttori per i procedimenti di costituzione civile ai sensi dell'articolo 74 e seguenti del Codice di procedura penale. Siamo d'accordo, vedete, noi dell'Italia dei Valori a questo dispositivo votiamo nella convinzione che ai sensi dell'articolo 74 e seguente, cioè anche dell'articolo 79 del Codice di procedura penale, è previsto che ci si possa costituire già in udienza preliminare e prendiamo atto che in questo Parlamento tutti gli altri gruppi che hanno presentato una mozione uguale nel dispositivo hanno voluto giocare sull'equivoco dell'articolo 74 e 79, cioè la possibilità di costituirsi e in udienza preliminare e alla fase del dibattimento e quindi di fatto consentire a voi del Governo all'udienza preliminare di essere assenti, di essere Ponzio Pilato che non andate a difendere le ragioni dello Stato. Ecco perché noi diciamo sì a questa mozione, perché noi lo leggiamo nel senso voluto dai cittadini, nel senso voluto dalla Costituzione, nel senso voluto dalla legge. Non c'è una ragione al mondo per cui non ci dobbiamo costituire parte civile. Il ministro Clini, l'altro giorno ha detto che si costituirà parte civile nel processo riguardante l'Ilva di Taranto. Siamo ancora nell'indagine preliminare, è già assunto una responsabilità politica. Non siete capaci di assumere una responsabilità politica rispetto alla trattativa Stato-mafia? Questo è il dato di fatto. Ecco perché noi diciamo sì, non possiamo certo dire di sì invece alla parte motiva presentata da esponenti del Popolo della Libertà e in questo senso chiediamo che sia diviso la votazione tra la parte motiva e la parte dispositiva, perché nella parte motiva ci sono affermazioni gravissime, cioè vale a dire che come premessa dovremmo votare che i magistrati di Palermo hanno commesso dei reati. È mai possibile che questo Parlamento possa votare che i magistrati di Palermo che stanno rischiando la vita per scoprire chi ha trattato con la mafia stanno essi commettendo dei reati?
Vi invito davvero a assumervi le vostre responsabilità. Che lo faccia il Popolo della Libertà o esponente del Popolo della Libertà, ne prendo atto. Ma che lo faccia questo Parlamento è, questo sì, un'offesa alla Costituzione.